il passaporto. Vorsi andare a trova in quell'altra stagione mio padre, mio cugnato e mio fratello, che per virtù di qualche furtarello stanno in galera, grazie a Dio benone. Quando un cherubiniere a Monterone dice: le vostre carte, Berzitello. Dico: che carte? E pecaccia il cappello, volendo fargli intendere la ragione. Non ci fu Cristo né Santa Maria, bisognò tornare a Roma carcerato e dormì per 3 notti in pulizia. Ma il monno, il Dio lo fece spalancato. Dunque adesso, che è sta fernesia di carte che ce l'ha tutto sbarrato? E c'aveva proprio ragione, insomma, questo qua. Questo c'era tutti i parenti in galera e poi ritorna in galera e quello che mise questo cartello col sonetto disse Belli fu carcerato e lo fecero ritornare a Roma. Vabbè, cose e 4 versi di un'altra poesia di Belli. Momento, prima vi faccio vedere questo perché ecco, passò il tempo che noi Tresteverini con la giacchetta in collo e il fuso in mano arrivammo in Sinenta alli confini delle chiappe del mondo e più lontano. Qui Elio ci ha scritto un libro sul fuso, sui coltelli, è partito proprio da questi versi. Allora, vi faccio vedere questa immagine perché così tutti avrete visto il gran film I Mogelli, La Grande Guerra. Allora, l'ultima battaglia quasi del Piave è stata girata alle porte di Roma a 35 km al Castellaccio dei Monteroni. Si vedono queste scene finali con Alberto Sordi e Gassman già fucilato a terra. Alberto Sordi viene portato lì e questo è proprio il Castellaccio dei Monteroni. Una curiosità mi piaceva di farvela sapere.